Spettacolare gara con i funamboli del motociclismo al primo round stagionale del campionato italiano trial, andato in scena domenica 2 aprile a Tolmezzo. I 90 piloti in gara hanno battagliato per l'intera giornata tra gli impegnativi ostacoli naturali delle 12 zone di gara, affrontate per 2 volte. Dominio assoluto nella classe regina, la TR1 di Matteo Grattarola, il pilota della Valsassina in sella alla Spagnola Vertigo. Chiude la gara con solamente una penalità. Seconda piazza in TR1 per il lecchese Luca Petrella, completa il podio Gianluca Tornaura al terzo posto. Migliore dei regionali, settimo in classe TR2 Giacomo Brunisso su Beta. Il pilota di Pagnacco, dopo il primo giro con alcune sbavature, ha rimontato diverse posizioni, dimostrando che il podio non è lontano. Buona esperienza anche per il pilota di casa Gabriele Agostinis dopo l'esordio in TR2 nella passata stagione. A raccogliere gli applausi del tifo di casa anche i fratelli Adam e Luca Kraigero del Motoclub Carnico. Una bella giornata di sole ha favorito l'affluenza di un numeroso pubblico nelle 12 zone allestite a ridosso del centro abitato. Grande soddisfazione per i ragazzi del Motoclub Carnico per i tanti complimenti ricevuti da appassionati e addetti ai lavori. Grande successo a Tolmezzo, si riconferma il grande campione che conosciamo Matteo Grattarola. Il tuo pensiero per questa vittoria? Ma ci voleva, perché ho avuto un inizio di stagione un pochettino scombussolato con il mondiale indoor, però dai, qui ci siamo rifatti, sto prendendo il feeling con la moto, col team abbiamo fatto un ottimo lavoro sia meccanico che abbiamo preparato un pochettino tutto per cercare di arrivare pronti a questa gara e appunto cercare di vincere. Così è andata, ho guidato benissimo già dalle prime zone dove sono riuscito a concludere la gara con una sola penalità, quindi sono veramente contento. Questo mi dà molta motivazione per affrontare anche le prossime gare che sono molto importanti. Tolmezzo per te significa molto, qua hai conquistato il tuo primo podio della carriera, nonostante avessi già conquistato almeno 12 titoli nazionali, e da lì c'è stata la rampa di lancio, perché nel 2022 è arrivato il primo successo per te in una gara di campionato del mondo che mancava dagli anni 90 all'Italia. Esatto, Tolmezzo mi ha sempre portato bene, posso dire, perché tutte le volte che sono venuto qui ho vinto, a parte la prova del campionato del mondo che ho concluso nella terza posizione, però è stato il mio primo podio mondiale outdoor, quindi molto contentissimo. Per me l'anno scorso anche è stata una stagione da incorniciare, perché è partito col podio appunto qui a Tolmezzo nel 2021, poi comunque altri podi sono riuscito a raggiungerli nel campionato del mondo, e quest'anno nel 2022 sono riuscito a chiudere, diciamo, la stagione in bellezza vincendo la prova di casa in Italia a Ponte di Legno, che mancava da 25 anni un titolo, non un titolo, una vittoria nel campionato del mondo, quindi sono soddisfatto. Moto Vertigo, la novità del 2023, come l'hai trovata? Dai, sono contentissimo, alla fine abbiamo lavorato molto, ripeto, l'inizio con la moto, qualche problemino, però adesso pian pianino stiamo risolvendo tutti i problemi, perché alla fine cerco di fare la moto a mio piacimento, quindi abbiamo preso una moto di un altro pilota e adattarmi è stato abbastanza complicato, invece adesso siamo partiti con altri riferimenti e pian pianino mi sto cucendo la moto addosso, questo è l'importante. Hai fatto solo una penalità, è veramente pochissimo, perciò dirti dove hai trovato più difficoltà nel tracciato è quasi scontato. No, perché è tutta una difficoltà, quindi non bisogna sottovalutare niente, nemmeno gli avversari, perché sono pronti a vincere anche loro, tutti partono per vincere, quindi sono partito molto determinato, ho avuto subito un buon feeling già da ieri, dall'area allenamento, nell'area test, ed oggi ho iniziato dalla zona 1, zona 2, già sentendomi molto bene, avere la situazione sotto controllo, e quello mi ha permesso di fare questa meravigliosa gara. Va in archivio una prova di tutto rispetto che apriva il campionato italiano trial, a detta di addetti ai lavori piloti è stato un successo. Sì, confermo, è stato un successo, il tempo ci ha aiutato, prima di campionato un percorso direi molto tecnico in tutti gli ambiti, i piloti hanno dato il loro massimo, ritengo che chiaramente Grattarola abbia una marcia in più, quel quid in più che è riconosciuto anche per la sua valenza mondiale, però devo dire che i secondi classificati nella categoria TR1 con oltre 20 penalità stanno a significare un percorso tecnico ricco di ostacoli e ricco di insidie. Tutte le categorie, da quello che ho potuto capire, si sono comunque divertite, dal punto di vista agonistico l'agonismo c'è stato, e il risultato, da quello che ho potuto percepire dietro le quinte, anche chiedendo agli non addetti ai lavori, il risultato
c'è stato dal punto di vista agonistico. Non è mancato il pubblico sulle prove? No, devo dire che non è mancato il pubblico, anzi sono rimasto sorpreso, segno di testimonianza che il trial comunque piace. A detta comunque dei detrattori che sostengono che sia uno sport comunque invasivo, io da appassionato non lo ritengo. Abbiamo servito neanche 1 chilometro, ripeto, neanche 1000 metri di territorio, dove sono sviluppate le 12 zone, ripeto, 1000 metri di territorio. Tutto il trasferimento degli 11 chilometri si è tenuto su strade aperte al pubblico, quindi direi che dal punto di vista della sostenibilità ci può stare. I detrattori ci saranno sempre, comunque il sostegno noi da parte delle amministrazioni e delle autorità c'è stato e quindi ritengo che il risultato sia stato positivo e valente. Giacomo Brunisto nel secondo giro hai dimostrato di andare veramente forte. Sì, esatto, sono partito un po' a rilento, nelle prime zone era un po' teso, poi nel secondo giro mi sono ripreso, quasi dimezzato le penalità e ho recuperato alcune posizioni che comunque erano importanti e mi sono avvicinato comunque alle prime posizioni. Considerando la tua seconda stagione in questa classe TR2, il podio, se tutto andava per il verso giusto, non era poi così distante? No, non era impossibile, il problema è riuscire a non commettere errori, soprattutto non fare 5 perché sono quelli che contano, e senza fare qualche 5 di troppo e qualche piede di meno sicuramente era alla portata. Come continuerà la tua stagione, non solo campionato italiano, perché c'è una previsione mi sembra anche di campionato europeo? Sì, esatto, i primi di giugno parte il campionato europeo in Italia, poi ci sposteremo verso agosto in Norvegia e in Svezia, dove ci saranno altre 2 prove e lì è comunque una bella categoria e vediamo di portare a casa qualche risultato. Nuova moto, nuovo motoclub, tante novità per quanto riguarda questa nuova stagione. Sì, per quanto riguarda il motoclub, ho cambiato motoclub, insomma ho trovato uno che mi dasse una mano e sono contento perché comunque è un grande motoclub e cercherò di portare questo motoclub in alto anche nel trial. E per quanto riguarda la moto, il team Locca mi dà una mano e mi è arrivata lo scorso mese la nuova Factory che per ora mi trovo molto bene, è una buona moto la Beta come sappiamo e sicuramente dovrò migliorare io adesso. Come continua la fase di allenamento, perché soprattutto ci vuole anche testa, mente, grande preparazione fisica per un trialista? Sì, sicuramente per quanto riguarda il fisico continuerò ad andare in palestra, anche perché la prossima gara mi sembra sia tra un mese, quindi c'è ancora tempo per lavorare e su insomma, la parte fisica. Per quanto riguarda quella mentale c'è da lavorare, anche oggi sono partito un po' teso per quello e se si migliora quello si fa tanta differenza. Fabio Lenzi va in archivio questa prima tappa del campionato italiano trial qua da Tolmezzo. Sì, devo dire che l'italiano è iniziato molto bene quest'anno con una gara di un ottimo livello tecnico, con tanti partecipanti, tutte le classi molto combattute e quindi devo dire che siamo partiti con il piede giusto e sono soddisfatto anche in particolare del risultato dei vari talenti azzurri che si sono ben distinti e insomma hanno messo a frutto il lavoro di quest'inverno. Il lavoro del motoclub è premiato anche da queste tue parole, però c'è la volontà di riportare a Tolmezzo il Trial delle Nazioni, il mondiale a squadre fra un paio d'anni. Sì, ne sono al corrente, adesso magari è ancora un po' prematuro per parlarne, però secondo me ci sono tutti i presupposti per portare quella che è la massima competizione internazionale qua a Tolmezzo e quindi sono sicuramente fiducioso perché Motoclub quest'anno, 2 anni fa il mondiale, ma anche in passato insomma ha sempre dimostrato di essere al top a livello organizzativo e quindi spero proprio che arrivi questa gara importantissima fra 2 anni e quindi essere qua fra 2 anni a parlarne sempre intervistato da te. Nonostante ci troviamo in una zona un po' decentrata per quello che è appunto il mondo del trial italiano, è stata buona anche la partecipazione sommando poi i ragazzi del mini trial a poi quello del campionato italiano trial. Sì, la partecipazione è stata molto buona e soprattutto
abbiamo notato un lieve aumento del campionato italiano in trial, che è molto importante, ci fa ben sperare per il futuro. E poi devo dire che qua c'è sempre tanto pubblico, quindi anche questo è segno che il Motoclub lavora molto bene anche dal punto di vista della comunicazione e anche dei servizi offerti sui campo di gara.